Ciao a tutti, qui abbiamo due enormi esemplari di falena cobra, Attacus asiatiche, sono le più grandi farfalle. Loro ci rappresentano una strategia molto particolare. Le farfalle dopo essersi riprodotte muoiono perché non hanno alcun motivo di sopravvivere. Queste si riproducono così velocemente da non doversi neanche più nutrire. Vivono 4, 5, 6 giorni, non mangiano perché quello che hanno incamerato quando erano dei bruchi basta loro per la vita da adulti, e riuscendo a riprodursi in fretta in pochissimi giorni riescono anche a minimizzare il rischio di incontrare un predatore. Quindi vivere poco in realtà è una strategia riproduttiva premiata dalla selezione naturale. Ciao da Manuela e Francesco, questi sono gli sciottini di X vs Y, tutto quello che non sapevate di dover sapere sulla scienza della riproduzione. Questi sono gli sciottini di X vs Y. Dillo tutto tu, eh?